benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Catania, 3 minorenni feriti in una sparatoria nella notte in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Galermo e Trappeto Nord. All'origine probabili contrasti in una piazza di spaccio. E sempre a Catania, 15 in manette per traffico di droga. A Palermo, dopo gli 8 fermi di ieri, gli investigatori setacciano il territorio del mandamento mafioso della Piana dei Colli per bloccare definitivamente l'escalation degli esattori del pizzo. Sotto scorta l'imprenditore di Sicily by Car. Cresta sui pedaggi pagati dagli automobilisti in viaggio sulla Palermo-Messina. 5 casellanti sospesi, indagati per peculato. A Mondello parte la stagione balneare. Dopo le vicende giudiziarie, l'italo-belga annuncia l'apertura dei primi lidi. Pareri opposti dei bagnanti su spiaggia libera e stabilimenti attrezzati. Stress termico nelle giornate di caldo intenso, stop alla consegna di pranzi a domicilio o in ufficio. Emessa dalla presidente Schifani un'ordinanza contro il rischio di colpi di calore in Sicilia. Tutelati anche i rider, oltre a chi lavora in campagna e nell'edilizia. In Sicilia emergenza abitativa per i costi troppo alti di affitti e case di proprietà e la denuncia dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili. Chiedono un grande piano casa a prezzi calmierati. Nel Trapanese, dopo l'oasi dello Zingaro, definitivamente riaperta anche la riserva naturale di Montecofano a Custonaci, per la gioia di chi ama il turismo sostenibile. Calcio Catania, il direttore sportivo in pectore Varrà presente in sede. Ora si attende l'ufficialità, l'obiettivo sul mercato è un mix di giocatori giovani ed esperti. Bentrovati, Far West a Catania, 3 giovani feriti in una sparatoria nella notte in piazza Beppe Montana, zona tristemente conosciuta per lo spaccio di droga. Indagini sul movente Tonino De Mana. A terra il nastro bianco e rosso per delimitare la scena del crimine, qualche traccia di sangue ed una trentina di bossoli recuperati dalla polizia insieme ad una pistola ed i 3 giovani feriti, tra cui un quindicenne, il bilancio di una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Galermo e Trappeto Nord, in una zona tristemente conosciuta per lo spaccio. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppetto di giovani che, per motivi ancora da chiarire, si sono ritrovati faccia a faccia, forse per un chiarimento, poi sfociato nel sangue. Non si esclude un regolamento di conti o qualche dissidio legato al mondo degli stupefacenti. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivate diverse ambulanze del 118, anche se i feriti sono stati accompagnati in ospedale con auto private. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato, ritenuto figura di vertice nel mondo dello spaccio della zona di Trappeto Nord. I feriti, che non sono comunque in gravi condizioni, sono stati accompagnati al Policlinico e al Cannizzaro. Indagini sono in corso per ricostruire il movente della sparatoria. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere del 4° municipio Giuseppe Ragusa, che sollecita una maggiore attenzione per le periferie e più controlli per prevenire situazioni di rischio che possano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica. Ancora a Catania, offensiva della Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di droga nell'operazione Abisso. 15 gli arresti, indagate altre 13 persone tra Sicilia, numerose altre regioni italiane e Malta. Sequestrati beni per 700.000 euro e 25 kg di droga. Il gruppo, hanno accertato gli investigatori, era collegato ai clan mafiosi Cappello Bonaccorsi e Santa Panagia. A Santa Margherita di Belice, emessi 12 Daspo Willy, quelli che vietano l'ingresso in locali e discoteche, nei confronti dei giovani che hanno partecipato a una rissa, anche minorenni, e che si erano affrontate con sedie e bottiglie causando diversi feriti. A Ragusa, denunciato un 16enne trovato con un coltello in tasca vicino a una scuola. Il giovane è stato segnalato alla Procura per i minorenni per le misure previste nei confronti dei genitori. Palermo, tra le inchieste le inchieste della Procura di Palermo sulle intimidazioni nella zona del mandamento mafioso della Piana dei Colli.
nell'area nord del capoluogo. E lunedì arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Maglio viola. Proseguono a ritmo serrato le indagini di polizia e carabinieri coordinati dalla Procura di Palermo sugli atti intimidatori, sui danneggiamenti a colpi di Kalashnikov, sugli incendi devastanti e sulle richieste di pizzo che da novembre dello scorso anno colpiscono le attività commerciali della zona nord di Palermo. 21 gli episodi di danneggiamento soltanto negli ultimi 2 mesi, da marzo ad oggi. Gli 8 fermi scattati ieri sono la punta di iceberg di una inchiesta che sta andando avanti nel territorio del mandamento mafioso della Piana dei Colli, ovvero quello di cui fanno parte le famiglie di Tommaso Natale, Resuttana, San Lorenzo, della immediata provincia fino a Villa Grazia di Carini, passando per Sferracavallo e Isola delle Femmine. Sono almeno 3 queste inchieste parallele. Una riguarda il Far West di sparatorie fra via Don Minzoni e via Montalto, legata anche alle intimidazioni e alle richieste di pizzo sul lungomare di Sferracavallo. Una seconda riguarda le armi, i Kalashnikov usati per diverse intimidazioni, che farebbero parte dello storico arsenale della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo. Una terza inchiesta riguarda invece gli incendi nei parcheggi della Sicily Bycar di Tommaso Dragotto. 31 le auto completamente distrutte in 2 episodi, altre danneggiate in una sparatoria. Su questo filone c'è particolare apprensione in assenza di una richiesta estorsiva, tanto che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha assegnato la scorta al presidente Tommaso Dragotto. Lui l'ha accettata a malincuore, ma altri provvedimenti potrebbero essere emanati in queste ore. Intanto lunedì a Palermo arriverà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che presiederà un altro Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in città. Cresta sui pedaggi dell'autostrada, sospesi per 6 mesi 5 dipendenti infedeli del Consorzio Autostrade Siciliane e un impiegato di una ditta esterna. 266 gli episodi di peculato contestati. Francesco Triolo. Le immagini delle telecamere nascoste dai gabbiotti dei caselli autostradali immortalano ogni singola scena di uno schema ripetuto che sembra essere sempre lo stesso. L'addetto all'esazione del pedaggio ritirava il biglietto e il denaro contanti consegnati all'utente, non inseriva il tagliando nel ricevitore destinato alla registrazione degli incassi, ma ne introduceva uno di una tratta inferiore dove magari si pagavano appena 90 centesimi. La differenza finiva nelle sue tasche. Da queste immagini e con le intercettazioni ambientali sono scattati i provvedimenti di sospensione temporanea di 6 mesi nei confronti di 5 dipendenti, agenti esattori del Consorzio Autostrade Siciliane messi dal GP di Termini Imerese Irina Cirincione su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Angelo Cavallo. L'indagine ha preso il via da una denuncia proprio di Autostrade Siciliane che ha segnalato sistematiche anomalie tra gli incassi e i passaggi ai caselli di Bonfornello, Cefalù e Castelbuono, e ha interessato un arco temporale che va da novembre 2025 a gennaio 2026. Attraverso intercettazioni ambientali e videoriprese sono state quindi certificate singole appropriazioni che andavano da 7 sino a 10 e 15 euro. C'era tra i 5 esattori chi di queste operazioni ne ha effettuate 13 e chi 103 o 108. In totale sono 266 gli episodi di peculato contestati. Le verifiche svolte hanno indicato che ciascuno degli indagati in circa 3 mesi si sarebbe appropriato di importi compresi tra un minimo di 99, 100 euro ed un massimo di 592 e 803 euro. È stato accertato come gli indagati abbiano anche disattivato la corsia destinata agli automobilisti che usavano la cassa automatica, chiudendo la sbarra e mettendo in funzione il semaforo rosso in modo da incrementare il flusso auto verso la propria postazione e poter riscuotere più soldi. Durante gli interrogatori di garanzia tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Misura interdittiva anche per un dipendente di una società privata che in forza di un appalto con il CAS cura la manutenzione della rete informatica degli impianti di esazione. Anche costui è gravemente indiziato di peculato in concorso con 2 degli esattori per complessivi 33 episodi. A Mondello parte la stagione balneare. L'italo-belga, dopo le vicende giudiziarie, annuncia l'apertura dei primi lidi. Pareri opposti dei bagnanti su spiaggia libera e stabilimenti attrezzati. Marco Gullà. Questo è il giornaliere. Questo è il lido giornaliero. E si può fare un abbonamento di 10-15 giorni? Lei può fare delle prenotazioni, signora. Giornaliere? Giornaliere, sì, però anche da remoto, da casa, può fare la prenotazione. Questo lo so online. Certo, sì. Pronti, partenza, via. Dopo polemiche e vicende giudiziarie, da oggi parte la stagione balneare a Mondello. La società italo-belga, che come stabilito dal CGA gestirà l'Arenile anche quest'estate, da questa mattina ha tagliato il nastro della ripartenza. Nei giorni successivi
così saranno coinvolti ulteriori tratti di spiaggia. Tante le persone che già da questa mattina stanno affollando i due lidi dell'italo-belga proprio per accedere in una parte di spiaggia di Mondello. E io ho bisogno, che sono avanti degli anni, di un posto dove mi devo riparare dal sole, non posso andare nella spiaggia libera. Beh, non abbiamo fatto il bagno, la giornata non permette, però va bene. Com'è Mondello? Hermoso, il Mondello también es la segunda vez que vinimos, nos gustó tanto que retornamos, muy bonito. Le polemiche però restano, alcuni bagnanti si lamentano degli spazi ridotti nella spiaggia libera, qui nel weekend non troveremo nemmeno 10 centimetri di spazio, dicono. Spiaggia libera, è più semplice d'accesso e meno cara. Bellissima, proprio da adesso ho detto a mio marito, è proprio bella questa spiaggia. Farete il bagno, signora, oggi? Sì, sicuramente. Noi siamo pugliesi di Lecce, le temperature sono simili. Però è bella proprio questa spiaggia. Bella. Spiaggia libera o lido? No, libera. Libera, sempre libera. Peccato che la giornata non era fantastica, non c'era troppo sole. Stromboli, registrata un'esplosione più forte del consueto nel settore nord del cratere del vulcano, con forte emissione di cenere e materiali incandescenti verso la sciara del fuoco. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia segnala un tremore presto rientrato su valori normali e nessun danno alle aree abitate. Cercasi donatori di sangue. L'arrivo dell'estate porta con sé un antico problema, prime avvisaglie negli ospedali catanesi, dove si registra la carenza di alcuni gruppi negativi. Tonino De Mana. Non è ancora un'emergenza, ma un allarme sì, ed arriva direttamente dai principali ospedali catanesi, alle prese con la grave carenza di sangue, specie dei gruppi zero negativi. Un problema che si registra puntualmente e notoriamente tra luglio ed agosto, ma che quest'anno sembra stia dando pericolose avvisaglie già a giugno. Noi abbiamo già avuto qualche, chiamiamolo evento sentinella, nel senso che sono mancati dei gruppi RH negativi e speriamo che questo durante il periodo estivo venga compensato dalla volontà dei donatori. Cercasi donatori di sangue per affrontare le emergenze, ma anche per interventi chirurgici e terapie salvavita che compromettono la capacità di garantire trasfusioni tempestive. E si rincorrono gli appelli alla donazione. Purtroppo i giovani sono quelli che mancano nell'ambito della donazione, quindi trovare strumenti, linguaggi, modalità per avvicinare i giovani è importante. E un buon contributo, per fortuna, arriva dagli stranieri residenti in Italia. 1 su 10 dei donatori in Italia è un donatore straniero, verosimilmente extracomunitario, proveniente generalmente dal Nord Africa. Perché donare sangue? Ma donare sangue è importante perché sicuramente si risponde ad un'esigenza di salute e di vita per tanti pazienti, ma nello stesso tempo è anche utile per il donatore stesso. E poi devo dire che è un gesto bello, chi ne fa esperienza lo fa sempre con il sorriso e con il cuore pieno di gioia, perché sa di aver fatto un gesto bello e buono. Davvero molto bella, una bella immagine che abbiamo visto in chiusura del servizio. Nelle giornate di caldo intenso in Sicilia, stop anche alla consegna a pranzo o l'ora diciamo del pranzo, consegna a domicilio o in ufficio. È la principale novità della nuova ordinanza emessa dal presidente Schifani contro il rischio di colpi di calore. Oltre agli addetti quindi all'agricoltura e nell'edilizia, si fermeranno anche i rider. Maglio Viola. Stop al lavoro in Sicilia nelle giornate a rischio stress termico e colpi di calore. Nelle ore più calde, per 3 ore e mezza, dalle 12:30 alle 16, i lavoratori che operano all'aperto dovranno fermarsi e anche i datori di lavoro dovranno far rispettare questo stop per evitare rischi per la salute. L'ordinanza relativa è stata firmata questa mattina dal presidente della regione Renato Schifani e sarà valida fino al 31 agosto su tutto il territorio regionale. Riguarda chi lavora in edilizia, in agricoltura, nelle cave, nella logistica e da quest'anno anche i rider. La novità più importante è che le protezioni vengono estese anche ai rider, a quei ragazzi e ai ragazze che ogni giorno effettuano consegne in città con biciclette e scooter.
Un settore che finora non era sempre considerato con la stessa attenzione. Lo stop alle attività non si applicherà alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ma anche in questo caso dovranno essere presi i provvedimenti necessari a ridurre i rischi di esposizione eccessiva alle alte temperature. La Sicilia vuole continuare a essere in prima linea nella difesa dei lavoratori, adeguando le regole ai cambiamenti climatici e alle nuove forme di lavoro. Proteggere chi lavora significa proteggere il futuro della nostra comunità. Il divieto scatterà solo nei giorni indicati come a rischio termico nella mappa nazionale del rischio per il lavoro all'aperto. Intanto in Sicilia è emergenza abitativa per i costi troppo alti. La denuncia è dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili. Chiedono un grande piano casa per la nostra regione a prezzi calmierati. Orazio Longo. Di proprietà o in affitto avere una casa è diventato sempre più difficile, lo dice l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, che nel rapporto Scenari Edilizi Regionali lancia l'allarme sul forte aumento della spesa per comprare o affittare una casa. Colpite anche le famiglie considerate con reddito medio tra i 15 e i 25 mila euro. Complice anche la corsa alle locazioni brevi che fa lievitare i prezzi del mercato immobiliare. Insomma, in Sicilia per la rata del mutuo e il canone di locazione si spende oltre un terzo del reddito. A Palermo, per esempio, il mutuo è al 32%, a Catania al 31,5%, numeri che stigmatizzano una non accessibilità all'acquisto casa per il secondo quintile di reddito, in particolar modo per le zone costiere. A Messina il disagio abitativo colpisce soprattutto la popolazione residente nell'arco insulare e nel cosiddetto triangolo d'oro della costa ionica, aree sfruttate dal turismo di lusso. Non va meglio con i canoni d'affitto. A Siracusa si arriva quasi al 33%, 31,8% a Palermo, 37% a Catania. Il settore delle costruzioni in Sicilia incide sul PIL regionale per il 13,7% in termini di investimenti e per il 7,5% sull'occupazione complessiva ed è rappresentato nel 2024, ultimo dato Istat disponibile, da più di 30.000 imprese, il 54% delle quali costituite da un solo addetto. Secondo Salvo Russo, presidente regionale di ANCE Sicilia, c'è l'urgenza di varare un grande piano casa che renda disponibili alloggi a prezzi calmierati ai nuclei fragili e disagiati, ma anche alle giovani coppie. Rifiuti che diventano risorsa in una Sicilia ancora in ritardo sulla raccolta differenziata. A Ragusa, che è tra le province più riciclone, confronto sulla transizione ecologica nell'Ecoforum di Lega Ambiente. Veronica Barbarino. Trasformare rifiuti da problema a risorsa è questo l'obiettivo della transizione ecologica promossa da Lega Ambiente. Con l'Ecoforum provinciale sui rifiuti e l'economia circolare, l'associazione ambientalista accende i riflettori su uno dei temi più importanti per la Sicilia, la raccolta differenziata. Dal 2018, quando noi siamo partiti con questa campagna nazionale Sicilia Monnezza Free, è molto migliorata, perché all'epoca eravamo a un 23% di raccolta differenziata, quindi ampiamente distanti dalla soglia del 65% imposta dalla normativa. Noi oggi, a distanza appunto di 8 anni, possiamo affermare che ci sono moltissimi territori nei quali il 65% non solo è stato raggiunto, ma è anche stato superato. Ma la situazione non è uguale in tutta l'isola. Quello che ovviamente ci tiene ancora zavorrati è purtroppo la situazione delle due grandi città metropolitane, segnatamente Catania ma soprattutto Palermo, nelle quali purtroppo si continua a andare più lentamente. La complessità del territorio ovviamente non aiuta, ma è pure vero che ci sono stati degli imperdonabili ritardi. Oggi i rifiuti, se riciclati, possono diventare nuova materia. Per questo servono nuovi impianti industriali nell'isola, da affiancare a quelli già esistenti e virtuosi, come quello per il riciclo del vetro in provincia di Trapani o degli elettrodomestici nel Catanese. Dalla raccolta differenziata al riuso dei materiali, quindi, per la Sicilia la sfida è ancora aperta. Trapanese, dopo la riserva dello Zingaro, riapre anche l'oasi naturale di Montecofano a Custonaci per la gioia di chi sceglie il turismo sostenibile. Laura Spanò.
Torna fruibile il sentiero del mare della riserva naturale orientata a Monte Cofano a Custonaci. Dopo un'attenta attività di monitoraggio e gli interventi di ripristino del piano di calpestio di alcuni tratti di steccato danneggiati e della segnaletica, il percorso è stato riaperto collegando nuovamente l'ingresso ovest di Cornino con quello est di Frassino. L'intervento è stato realizzato dal personale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ente gestore della riserva. Lo scorso 1 maggio erano stati restituiti alla fruizione dei visitatori il sentiero Scaletta Cofano che unisce Cornino e Frassino attraversando l'area montana e il sentiero Baglio Cofano che collega l'omonimo Baglio alla Torre della Tonnara. La riapertura completa della rete sentieristica dopo l'incendio del luglio 2025 consente agli escursionisti di tornare a percorrere uno dei tratti naturalistici più suggestivi della costa trapanese. Il turismo green a Custonaci, a realtà sempre più consolidata, si aggiunge alla recente menzione di Mare più bello 2026, che risponde alla crescente consapevolezza dei viaggiatori che riguardo alla sostenibilità ambientale scelgono come meta proprio Custonaci. La cittadina, con la sua straordinaria varietà di paesaggi, dalla montagna alla costa, dal centro storico al parco di Cerriolo, rappresenta una destinazione ideale per chi desidera esplorare un borgo siciliano in modo responsabile e sostenibile. 8 anni dopo il debutto, L'Inferno di Dante, che è lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia, torna alle Gole dell'Alcantara in una veste completamente rinnovata. Desiree Ferlito. Otto anni dopo il suo debutto, L'Inferno di Dante torna a infiammare le Gole dell'Alcantara con una veste completamente rinnovata. Lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia si prepara a una nuova edizione all'insegna delle novità, tra un cast in gran parte rinnovato, nuove coreografie, musiche inedite e sorprendenti effetti speciali. Tante new entry, tra cui un nuovo Dante, Farinata degli Uberti, un nuovo Caronte, un nuovo Ulisse, i quali si sposeranno con i vecchi, gli attori che hanno già per 400 volte sentito Signori chiedi scena, appunto perché quest'anno ci avviamo a tagliare la 400esima replica. La presentazione ufficiale di Inferno 2026 si è svolta nella sede catanese dell'Assemblea regionale siciliana, Palazzo Minoriti, dove il nuovo proprietario delle Gole dell'Alcantara, Russo Morosoli, ha affidato a un videomessaggio il proprio sostegno alla nuova edizione dell'Inferno, ribadendo l'importanza di uno spettacolo che negli anni ha saputo rilanciare e valorizzare il territorio. Questa manifestazione si svolge nel sito più importante e più conosciuto del Parco Fluviale, che è quello delle Gole Alcantara, un sito che è conosciuto in tutto il mondo. L'edizione 2026 promette un'esperienza ancora più immersiva, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio emozionante tra i gironi danteschi nello scenario unico delle Gole dell'Alcantara. Un progetto che guarda anche ai visitatori stranieri. Saranno infatti distribuite cartoline dotate di QR code con contenuti multilingue, disponibili in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo, per permettere ai turisti provenienti da tutto il mondo di conoscere la storia e il retroscena dello spettacolo. Io da spettatore rimarrei incantato per la capacità che la compagnia ha avuto di rispettare quel luogo, anzi di farcelo leggere e percepire in un modo completamente nuovo. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calcio, con le prime mosse del nuovo direttore sportivo rossazzurro, Barrà. Vi aspetto. Calcio Catania, anche se non ancora ufficializzato, Barrà dà lavoro alla costruzione del gruppo. Si cerca il giusto mix fra gioventù ed esperienza. Marco Carli. Prove della nuova stagione, con Varrà che è stato in sede e con Caserta nei pensieri. Il direttore sportivo in pectore è essenzialmente già operativo e la recente presenza al Massimino segue di poco quella con l'Ascoli di fine maggio. Il fine settimana l'avvio della prossima, in seguito all'iscrizione del 16, su cui il Catania è già avanti negli adempimenti burocratici, segnerà il via definitivo della nuova stagione, con l'ufficializzazione del nuovo direttore e poi l'allenatore, con l'Empoli che sta valutando altri tecnici e con Caserta pronto a vestire il rossazzurro con un accordo di 2 anni prolungabile di un altro
un'altra stagione, con le garanzie di poter vivere un'annata da protagonista per provare a centrare la terza promozione in carriera. Poi verrà la definizione del ritiro del mercato, con l'obiettivo di un gruppo vincente fatto di giovani che potrebbero essere importanti per il futuro, come Leonardi, legato da contratto fino al 2030, in cui la società ha grande fiducia, ma anche con il supporto dei più esperti, come Di Gennaro, che già avrebbe voluto dare il contributo per i play-off. Esperienza e gioventù sarebbe il mix giusto per una stagione che è già dietro le porte. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.